Menta kasngi Tarik jong benai Februari kasnem arhajar arpuar kadai kasngi ya kabala tip kum ka International Day of Human Fraternity. Kadai kasngi ha kabaka General Assembly jong ka UN kala bu bandrakhe kanai kasngi haman la ka Tarik jong benai baar kum kadak ban buram ya ka jingyasan Upop Francis rengkat bat Grand Imam Al-Hasar ya ka Document on Human Fraternity ha Abu Dhabi ha ka Tarik benai Februari jong ka snem arhajar khat khandai na ka benta ka World Peace ne ka jingsuk ha ka perthai. Upop Francis ula pha ya ka kubar bakerpang jung u leng ba ka Vatican News ha ka ba ula ay ya ka jingkran jung u leng ba ka video ban kenmau ya kane ka jingrakhe ka baar jong kane ka sngi bakerpang jong ka Human Fraternity. Upop Francis ula ay kublayro ya ki organisation beper ki balaya don bentalang ban sandur ya ka Human Fraternity kamtam ya u Sheikh Muhammad bin Zayed u badai u kuns im jong ka Abu Dhabi. Upop Francis ula banjur bangidai ban im Upop Francis ula banjur bangi im hapo kaju ka beneng bat kumta ni baro ngidai ki khun jong ublay. Upop Francis ula banjur bangi baro ngi im hapo jong kaju ka beneng bat kumta baro ngidai ki khun jong ublay kamper ladangi dan ka jingya per haki rongs ni do. Upop Francis ula banjur syuk bagi im hapo kaju ka beneng bat ngi baro ngidai ki khun jong ublay kamper ladangi don ka jingya per haki rongs ni do ka yo ka kot ka jingat bat ki wei de ki jingya per nrei ngidai ki khun jong wei ublay. Upop Francis ula banjur syuk bangi im hapo kaju ka beneng bat ngi baro ngidai ki khun jong ublay kamper ladangi don ka jingya per ki rongs ni do ka yo ka kot ka khayi ka pateng bat ka jingya per ka rukom im bat ka jingat syuk ula ang baka por jong ka fraternity kalapoi bat ngidai ban ya im bat ban ya syong suk rengkat. Upop Francis ula ang syuk baki Kristen Muslim bat ki Jew ki wan na ka ju katenrai lengba u Abraham. Kumta ula ya weru ya ki wei ban snok tilang bat kane ka kenhun knang ban wanra ya ka jing ya syong suk syong singan ha kane ka perthai. Ula ongro ba menta kam dai syuk ka por bangin sngow per jingmut nrai ngila ban long kum sipara lamda kumta ngin sasyu kalon bat sasyu sapret ei. Cari fratelli e sorelle, permettetemi anzitutto di salutare con affetto e stima il grande Imam Ahmed Al-Tayeb, con il quale esattamente 3 anni fa ad Abu Dhabi ho firmato il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché con la risoluzione del dicembre del 2020 ha permesso di celebrare oggi la seconda giornata internazionale della fratellanza umana, tutti sotto lo stesso cielo. Oggi è il tempo opportuno per camminare insieme, come
percorso della fratellanza è lungo, è un percorso difficile, ma è l'ancora di salvezza per l'umanità. A tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, alla logica del conflitto, contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune. Loro quali? Fratelli, ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità. Grazie a tutti coloro che operano nella convinzione che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno, perché siamo tutti creature di Dio, fratelli e sorelle. E grazie a coloro che si uniranno al nostro cammino di fratellanza. Incoraggio tutti a impegnarsi per la causa della pace e per rispondere ai problemi e ai bisogni concreti degli ultimi, dei poveri, di chi è indifeso. La proposta è quella di camminare fianco a fianco, fratelli tutti, per essere concretamente artigiani di pace e di giustizia, nell'armonia delle differenze e nel rispetto dell'identità di ciascuno. Sorelle e fratelli, avanti insieme su questa strada della fratellanza. Grazie.